Mister Mauro Zironelli, primo tempo forse un po' opaco, però nella seconda è rientrato con la voglia giusta, trovato la forza per ribaltarla. Come analizzi questa gara? Sì, il primo tempo non siamo andati bene, non siamo andati forte più che altro come solitamente, però ci può stare. L'importante è che i ragazzi poi tra il primo e il secondo tempo si sono parlati, hanno capito che dovevano accelerare, dovevano aumentare il ritmo e fortunatamente siamo riusciti a ribaltarla, sono riusciti a ribaltarla e sono stati bravi perché non era facile, non importa la condizione di classifica, era un derby e ce l'abbiamo messa tutta, ce l'hanno messa tutta e sono stati bravi a reggere, nonostante appunto le grandi assenze che abbiamo, però ho un gruppo forte e nelle difficoltà si sono compattati come fanno da parecchio tempo e hanno ribaltato la situazione, quindi bello di questo con la rete della vittoria di Galmocani che aveva avuto tante occasioni nel primo spezzone delle 10 giornate e non è riuscito mai a fare gol. Fortunatamente nel momento giusto l'ha messa dentro, quindi bravo a lui, bravo alla squadra che l'ha sempre sorretto e supportato e quindi sono contento che quando ci sono questi segnali vuol dire che il gruppo è un gruppo forte. Mister, il gol di Glamocanin, possiamo dirlo, è una girata da attaccante vero, per un attaccante che questa categoria non l'aveva mai fatta. Quanto può aiutarlo? Ma sì, il primo tempo avevamo un po' costruito la partita su cercare appunto di fare cross per lui, per Benomio, avevamo la possibilità di fare qualche palla laterale, non l'abbiamo fatta, nel secondo tempo siamo entrati e abbiamo fatto 3-4 palle laterali e li abbiamo messi in difficoltà e sono venuti fuori 2 gol, quindi bravi a trovare la soluzione, però dobbiamo fare meglio perché ci manca un po' di fluidità ancora, dobbiamo andare un po' più calma e meno velocemente in avanti, ma cercare di avere un po' più di manovra perché non siamo numericamente in tantissimi e non possiamo gestire la partita a continuare con un ritmo elevato, bisogna ogni tanto respirare e far girare il palla.